3 settimane al voto per le europee, la lista del Partito Democratico e la campagna elettorale, l'intervista al deputato nazionale Tonino Moscat. Davide Saglia. 4 uomini e 4 donne, 7 siciliani e un sardo. Questa la composizione della lista del Partito Democratico per il collegio Sicilia e Sardegna. E dalla presentazione dei candidati tenutasi ieri presso la sede palermitana del PD è arrivato il diktat di Fausto Raciti. Da questo rilevante test elettorale dipenderà il futuro politico del Paese e della Sicilia. Dunque impegniamoci. L'appello del segretario regionale che definisce la lista come una rappresentanza importante della Sicilia è rivolto anche ai vertici nazionali dei democratici, spesso in contrasto con i compagni di partito siciliani, e sui candidati che figurano nella lista del PD in vista delle prossime europee abbiamo chiesto un giudizio al deputato nazionale Tonino Moscat. La lista è una lista importante, mette assieme diverse figure, da Soru che è stato un ex presidente della regione in Sardegna, alla Chinnici, così come Fiandaca, che rappresentano degli esempi straordinari di non solo battaglia dell'antimafia ma battaglia reale nei territori su queste tematiche legate alla legalità, mette assieme tantissimi personaggi. L'esito dell'Eurovoto fisiologicamente avrà ripercussioni anche sulla politica comunale di Agrigento. La presenza di Marco Zambuto fa sì che si guardi a questa tornata elettorale con un'attenzione particolare, un'attenzione tenuta alta anche dalle recenti vicende verificatesi a Palazzo di Città, mirate al raggiungimento di accordi e alleanze che possano garantire un ampio consenso all'attuale primo cittadino di Agrigento. E sempre Moscat giudica così la candidatura di Marco Zambuto. La provincia di Agrigento esprime il presidente regionale dell'Assemblea del Partito Democratico, che è il sindaco Marco Zambuto, che rappresenta un po' il quadro di quello che Renzi sta facendo a livello nazionale, il coinvolgimento dei territori, il coinvolgimento degli amministratori locali, il coinvolgimento di chi opera nelle proprie realtà. Questa è la lista che noi presentiamo e soprattutto è in linea strettamente collegata con tutte le liste che a livello nazionale si sono formate nelle altre circoscrizioni, amministratori, uomini e donne che si spendono nel territorio.